Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze comportamentali, un festival organizzato da UL6 Euganea in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Sono molti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questo evento e li ringraziamo insieme ai numerosi partner che hanno sostenuto l'iniziativa a vario titolo. Stiamo trasmettendo ancora una volta dalla prestigiosa Sala della Carità da Padova e naturalmente siamo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Vi ricordiamo che il festival è completamente gratuito, potete scaricare il programma dal sito www.cambiogiocou6.it dove trovate anche in memoria le videoregistrazioni di tutti gli incontri dei nostri esperti. Molte sono le personalità di livello nazionale e internazionale che abbiamo incontrato in questa settimana, una settimana che si concluderà questa sera. Abbiamo avuto filosofi, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di uso consapevole delle nuove tecnologie e molti altri. Quindi, lo ricordo ancora una volta, potete interagire con noi per questi ultimi 2 appuntamenti commentando le dirette sui profili social oppure anche scrivendoci un WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Qui con noi oggi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Roberta Sabbion, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULS 8 Berica, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una prima riflessione e potrà eventualmente porre una prima domanda alla esperta con cui siamo in collegamento. Benvenuta dottoressa Sabbion, grazie per essere qui. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra e responsabile del progetto Cambio Gioco UL6 Euganea. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati alle persone in sala, soprattutto alle numerose persone so che sono collegate. E sono contenta di raccontarvi un po' come sta andando questa settimana, ormai quasi al termine. Noi siamo molto contenti da parte del Dipartimento Dipendenze dell'azienda sanitaria. Io vi voglio portare i saluti di questa settimana ricca di incontri, come avete sentito molti di voi li avranno anche seguiti e abbiamo avuto dei numeri che ci hanno anche emozionato, tante persone ci hanno seguito, ieri sera eravamo in 500 alla Sala dei Giganti e soprattutto quest'anno abbiamo avuto un grande incremento delle scuole, abbiamo avuto quasi 750 ragazzi delle superiori che ci hanno seguito sia in presenza che online. Questo è molto importante perché i nostri dipartimenti sono dipartimenti aperti alla cittadinanza, aperti ai nostri pazienti, ma aperti anche al benessere, alla condivisione, alla cultura del benessere. Una parola solo per questo intervento pomeridiano che io ho desiderato molto e sono molto contenta che la dottoressa oggi ci parli di questo argomento perché è proprio quello con cui noi trattiamo tutti i giorni. Noi lavoriamo soprattutto con la parte del dolore, non tanto la parte del piacere. La parte del piacere arriva prima, quindi noi medici non ne abbiamo molto a che fare nelle parti iniziali, poi quando cominciano i guai, quindi la parte un po' del dolore e del nostro caso un po' la dipendenza, ecco che allora i pazienti si palesano nei nostri ambulatori. Ma conoscere tutti i meccanismi ritengo che sia molto importante, per cui vi auguro un buon ascolto. Grazie dottoressa Camporese, l'avete vista in collegamento perché per questo pomeriggio abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi la dottoressa Anna Lemke che è collegata dall'Università di Stanford in California. Benvenuta al nostro festival dottoressa, grazie per essere qui. L'incontro di oggi ricalca il titolo del suo libro, che più tardi potrete vedere anche meglio in un'inquadratura dedicata, che è L'era della dopamina, come mantenere l'equilibrio nella società del tutto e subito. Quindi vi invitiamo ancora una volta a commentare la diretta e a porre anche le vostre domande che poi noi rivolgeremo alla relatrice al termine del suo intervento. Non mi resta che augurare a tutti voi buon ascolto e lascio la parola alla dottoressa Anna Lemke. Hello, everybody. I'm very honored to be here today. I'm so glad that
This symposium is recognizing the problem of gambling and related addictive disorders, which are destroying lives. And we need to mobilize as a society to try to help folks struggling with this terrible disease. Today, I'm going to talk with you about the neurobiological mechanisms related to pleasure and Dottoressa, pain. Is it la interrompiamo solamente perché c'è un problema di audio con la traduttrice simultanea. Quindi chiedo anche alla persona che si occupa della traduzione di attivare il microfono. Adesso stiamo aspettando indicazioni dalla regia perché c'è un problema tecnico. Grazie per la pazienza, lo risolviamo subito. Qualche istante di attesa, stiamo risolvendo il problema. Ecco, chiedo alla traduttrice se può provare a farci sentire la sua voce. Ecco. Ok. È arrivata. Allora, pronto? Mi sentite? Adesso okay. La sentiamo forte e chiaro. Perfetto. Okay. Allora possiamo riprendere. Forse lei intanto ci può tradurre la prima parte, quella che abbiamo già ascoltato in inglese? Sì, diceva... Riniziamo. Perfetto, molto bene, grazie. Riniziamo, ci scusiamo per questo inconveniente. Dicevo, allora, iniziamo subito perché davvero è un tema che mi sta molto a cuore. Abbiamo più o meno 45 minuti e voglio parlare di questo, sostanzialmente l'equilibrio del piacere-dolore, cioè il modo in cui elaboriamo il piacere e il dolore per riuscire a capire che cosa succede nel cervello nel momento in cui c'è una dipendenza verso qualche sostanza. E poi cercherò anche di parlare delle implicazioni più ampie della nostra, come dire, dotazione biologica e di come questa vada a cozzare con l'ecosistema moderno della sovrabbondanza e da lì nascano molti problemi. E poi parlerò anche di che cosa possiamo fare a riguardo. Cosa possiamo fare sostanzialmente come individui dal punto di vista clinico, ma poi anche con uno sguardo alla socialità e alla responsabilità sociale. Allora cercherò di condensare quello che si sta della neuroscienza, no? Negli ultimi decenni. Si è capito che esiste all'interno del nostro cervello il circuito cosiddetto della ricompensa, che si compone della corteccia prefrontale, del nucleus accumbens e del VTA, l'area tegmentale ventrale. Questi sono sostanzialmente i nuclei limbici profondi in cui avviene il rilascio della dopamina. Il problema della dipendenza è o una sovraaccelerazione o un'interruzione nel circuito. Che cos'è la dopamina? Beh, è un neurotrasmettitore, una sostanza chimica che viene prodotta dal cervello, è stata scoperta negli anni 50 e da allora c'è stata una fiorire della ricerca a riguardo. Si ritiene che sia fondamentale per l'esperienza del piacere, della ricompensa e della motivazione. È un neurotrasmettitore, vuol dire è un composto che sostanzialmente salta il passaggio, quindi all'interno del cervello, tra le varie sinapsi c'è un piccolo vuoto, il neurotrasmettitore riesce a superare questo vuoto e mette sostanzialmente in collegamento, è come se fosse il collegamento di un circuito, no? È come se stessimo giocando a baseball, quindi abbiamo il neurone presinaptico
ecco, la dopamina che viene tirata come se fosse la palla, e dall'altra parte a riceverla c'è il ricettore dopamina. È molto importante perché vediamo che coloro che espongono a lungo termine a determinati stimoli il proprio cervello hanno un cervello che in qualche modo regola al ribasso questi ricettori di dopamina. E basta, e quindi come nel baseball si va a casa basa. Ci sono stati vari studi fatti che guardano al modo in cui funziona il circuito di ricompensa, e questo è il riassunto di molti studi che hanno guardato ai livelli di dopamina nei vari circuiti di ricompensa dei topi. Qui come è stato fatto? Semplicemente mettendo una piccola sonda all'interno del nucleus accumbens di un topo e cercando di vedere come si innalzava il livello di dopamina in risposta ai vari stimoli. Quindi al di sotto, diciamo, o al di sopra di una determinata linea di base che è una sorta di ritmo cardiaco del cervello, no? Quindi chiaro che la dopamina per noi è fondamentale perché sostanzialmente ci mantiene in vita, no? Cosa succede? Succede però che a volte ci sia un picco verso l'alto. Vedete qui, ad esempio, che nel caso del topo, il cioccolato fa innalzare del 55% il livello di dopamina base, al sesso 100%, 150% per la nicotina, fino all'anfetamina, che è il meno per cento. E di fatto, mettendo un topo all'interno di una situazione di sperimentazione e si mette un pulsante in qualche modo che il topo possa spingere per riuscire a ottenere una, per esempio, iniezione di cocaina, beh, si vedrà che il topo lo fa anche aspettando che questo avvenga. Per quanto riguarda, per esempio, la dipendenza dal gioco d'azzardo, si vede che il giocatore di solito ha un innalzamento del livello di dopamina in anticipazione o aspettandosi una ricompensa economica. E sono stati fatti degli studi, tra l'altro, tra chi gioca e chi gioca in modo patologico. Ma se si va a comparare i due, il gioco patologico c'è di fatto un innalzamento dei livelli di dopamina anche quando stanno perdendo, ed è molto interessante questo perché si vede come il giocatore patologico non sono tanto, come dire, dipendenti dalla vincita, bensì dal gioco, in modo tale che in qualche modo hanno quasi voglia di perdere perché in qualche modo, in quel modo, riescono a continuare a giocare. Quindi è come dire, una dipendenza dal gioco. Sì, è vero che vogliono vincere, ma in un modo strano vogliono anche perdere, che è difficile da razionalizzare, ma questo è quanto. E sostanzialmente per loro il giocare d'azzardo è il gioco che è piacevole. È chiaro che ciascuno ha la propria dipendenza, quindi è chiaro che il cervello dipendente trae piacere da quella attività fatta e rifatta. Ok, chiaro che gli umani e i topi non sono la stessa cosa, però in qualche modo qui si vede anche la differenza tra le varie sostanze d'elezione, no? Ciascuno ha dei livelli di dopamina base diversi, quello che stimola me può non stimolare qualcun altro. E questo, tra l'altro, quando dico una droga d'elezione, sono anche situazioni di elezione, ad esempio l'utilizzo dei mezzi digitali, dal cellulare ai media digitali o cose di questo genere. Non abbiamo sfortunatamente dei piccoli cellulari per i topi in modo da poter fare degli esperimenti con loro, ma è anche vero che si sta facendo molta ricerca anche proprio sui telefonini e sull'effetto dei telefonini. In realtà, però, uno studio francese, dicevo, ha dimostrato come in qualche modo i topi riescano a farsi dei selfie, cioè vanno a toccare i telefonini e ai topi pare piacere il fatto di farsi i selfie. La dopamina è molto importante anche per il movimento. Nel Parkinson, ad esempio, che è un problema di movimento, è caratterizzato da una riduzione della dopamina nella sostanza negra del cervello, e
probabilmente non è un caso che il neurotrasmettitore che è importante per il piacere è importante anche per il movimento, perché tutti noi in qualche modo dobbiamo muoverci per riuscire a ottenere la nostra ricompensa, incluso per esempio questo verme basilare che si muove nel momento in cui è esposto al cibo, quindi è una coevoluzione. E poi nel momento in cui pensiamo al trattamento per la dipendenza e nel recupero per la dipendenza, dobbiamo portare il soggetto a ritrovare un riassestamento tra il movimento e il corpo. Allora, una delle maggiori scoperte, in qualche modo, è che il dolore e il piacere vengono elaborati dalle stesse aree del cervello, quindi quelle che elaborano il dolore, in qualche modo elaborano anche il piacere. È come se fosse un'altalena. Immaginiamo che appunto nel cervello ci sia questa altalena. Nel momento in cui facciamo esperienze di piacere si inclina da un lato, quando invece facciamo esperienze di dolore dall'altro. Ci sono delle regole però che controllano, perché l'altalena in qualche modo dovrebbe rimanere sempre piana. Nel momento in cui c'è una deviazione dalle neutralità, il cervello cerca di tornare alla situazione di base, all'omeostasi. E questo è importantissimo per capire la dipendenza. Se non capita, succede questo, succede che ci sia un neuroadattamento, quindi c'è un processo di opposizione, è il processo opponente, il che significa che si risponde in modo uguale o opposto allo stimolo inizialmente ricevuto. Se si è ricevuto appunto il piacere in qualche modo, si torna dall'altra parte. E è il momento in cui si esperisce se si sta facendo qualcosa di favorevole, di piacevole, il craving verso il fare il qualcosa in più, il bicchiere di vino in più, il pezzo di cioccolato in più. E si lavora. Cosa succede però? Allora, se continuiamo invece a utilizzare la nostra, come dire, delezione per tempo, se immaginiamo questa inclinazione come l'arrivo di piccoli gremlins nel lato su, in modo da farlo riallineare, bene, se continuiamo l'esposizione alla nostra sostanza d'elezione, se continuiamo a rinforzare per molto tempo, troviamo che i gremlins si mettono lì e non si tolgono da lì. A quel punto lì, per tornare all'omeostasi, dobbiamo sostanzialmente aumentare l'esposizione ancora di più. A questo punto, quindi, dobbiamo continuare a essere esposti a quello stimolo non tanto per sentire piacere, ma piuttosto per evitare di sentire dolore. E se non siamo più esposti naturalmente a questa sostanza, andiamo incontro ai tipici sintomi dell'astinenza, quindi dall'irrequietezza all'insonnia, quello che è. E è questo anche il motivo per cui il cervello del dipendente da sostanze è in qualche modo, è sovraeccitato da una determinata sostanza e c'è anche, tutto sommato, la facilità a rientrare nella dipendenza anche dopo un periodo di astinenza. Cosa succede? Che nel momento in cui ci si espone sempre a un determinato stimolo, c'è un picco verso l'altro, certo, ma che si va affievolendo, mentre invece la post-risposta va incrementando, si va ampliando. Questa è un'immagine presa da uno studio che guarda ai cervelli dell'essere umano, che allora, se vedete il rosso è dove c'è una trasmissione di dopamina. A sinistra vedete una serie di immagini di cervelli normali, mentre invece a destra no. Quindi dove rosso va bene. Chi invece soffre di dipendenze c'è pochissimo rosso. Questi sono soggetti che hanno un deficit di dopamina.
A destra queste immagini sono state fatte dopo 2 settimane, scusate, di astensione da questa sostanza che dava dipendenza. Di solito clinicamente sappiamo che ci vuole del tempo, più o meno 4 settimane, perché si torni all'omeostasi. Altra cosa, il tutto viene ricordato dal cervello. Significa che nel momento in cui i nostri gremlin di prima sono finalmente scesi dall'altalena, rimangono però nascosti nel buio, pronti a tornare. Qui, ad esempio, in questo esperimento, vediamo come il topo ricordi la droga che gli era stata data e semplicemente vedendo una luce che gli segnala la presenza, c'è un picco di dopamina che viene rilevato. E questo lo si vede negli umani, ad esempio, no? È il motivo per cui spiega appunto una ricaduta nella dipendenza anche dopo molto tempo, oppure chi è stato esposto appunto a una determinata sostanza che gli causa dipendenza, viene rinnescata in qualche modo la sua dipendenza o il suo interesse anche semplicemente dallo sentire, non so. Allora, vediamo il topo qui. Allora, in questo topo, di nuovo la situazione di prima in cui era stata messa una sonda nel nucleus accumbens. Quello che si vede è che nel momento in cui il topo riceve l'iniezione di cocaina, la dopamina sale. Tuttavia, anche solo il ricordo, l'anticipare che sta arrivando questa iniezione di sostanza dopante di cocaina, c'è un picco di dopamina. Vedete come ci sia dal punto di vista appunto è molto interessante come sia semplicemente il ricordo a innescare questo innalzamento di dopamina seguito poi da una riduzione dei livelli della stessa. Ed è questo che spiega il craving, questa smania di avere. E il craving, appunto, è il desiderio di riuscire ad avere altra sostanza che è così difficile da gestire. Bene, cosa succede poi nel momento in cui ci aspettiamo una ricompensa e la ricompensa non avviene? Chiaramente questa non è una situazione di normalità, no? È come nel caso del topo. Nel momento in cui si aspettava l'iniezione di cocaina ma non è arrivata, la situazione per lui non è in qualche modo neutro, bensì c'è un picco verso il basso. Pensate ad esempio a chi posta sui media, no? Se normalmente riceve dei like e poi improvvisamente smette di ottenerli, non è che sia particolarmente contento e cerca invece magari dedicare più tempo a postare delle cose che possono a un certo momento portargli normalmente i like che aveva. Questo è il cervello dell'adolescente e vedete il numero di neuroni, in questo caso il rosso vedete i neuroni, quindi il numero di neuroni e di sinapsi. Quello che sappiamo è che nei bambini dei 5 anni abbiamo un 50% di neuroni in più di quando invece cresciamo. Quindi durante l'infanzia e l'adolescenza c'è una riduzione dei neuroni che non vengono utilizzati e chiaramente c'è appunto una riduzione e anche un affinamento. Quindi nel momento in cui abbiamo intorno ai 20-25 anni riusciamo a avere questo scaffolding, abbiamo una plasticità cerebrale eccetera, ma non quanto quella che avevamo da bambini e di qua l'importanza di fatto della prevenzione e anche della protezione dei bambini rispetto ai pericoli delle sostanze. Ok, adesso passerei però a un aspetto più sociologico e parlo del paradosso dell'abbondanza. Di fatto noi viviamo in un mondo drogato in cui ogni sostanza che assumiamo in qualche modo è drogata.
e ogni comportamento è drogato. Ecco perché noi come esseri umani abbiamo questa esperienza di malessere che è senza precedenti nella storia dell'umanità e è anche in qualche modo un paradosso perché tutto quello che facciamo per inseguire la felicità ci fa sentire male. Quando dico mondo drogato, dico che tutto è diventato più potente, più piacevole e quindi attiva continuamente il nostro circuito di ricompensa, di motivazione. TikTok, ad esempio, no? TikTok continua sempre. Immaginate, per esempio, è come una cocaina che non smette mai di essere disponibile. Quindi in questo caso abbiamo un equivalente digitale della cocaina che non smette mai di essere disponibile. Poi c'è la novità, quindi ecco i gremlins, no? Che continuano sempre a rimettersi sull'altalena. Oppure combinazione di droghe nuove, ad esempio i videogiochi che sono diventati anche giochi di scommessa e quindi i videogame sono effettivamente delle droghe potenti, il gioco d'azzardo è una droga potente, combinandola diventa ancora più potente. E poi appunto l'accesso, perché l'accesso è un rischio molto forte, è un fattore di rischio per la dipendenza. Quindi quanto più una droga è disponibile, tanto maggiore è la possibilità che si decida di provare a assumerla. E lo vedete col gioco d'azzardo. Col gioco d'azzardo è uno tsunami di rischi perché chiaramente adesso c'è tutta la parte dell'online, lo vediamo negli Stati Uniti, sempre più stati ad esempio stanno legalizzando il gioco attive online e questo porta naturalmente a un numero maggiore di dipendenza da gioco e ecco quindi un aumento dei numeri verdi per il gioco d'azzardo e via avanti. Viviamo quindi in un mondo drogato e nel momento in cui vogliamo scappare diventa complicato. Anche ad esempio la nostra tavola in qualche modo, la nostra offerta di food, di cibo è diventata drogata. Questo è una tavola, è una tabella, scusate, che vi riporta tutte le cose che possono indurre a una certa dipendenza. Quindi non solo le droghe, ma anche i farmaci, i media e altre cose. Allora, questa sovrabbondanza porta uno stato di deficit di dopamina che ci induce ad essere più infelici e questo è vero in tutto il mondo. Ad esempio, c'è un sondaggio molto interessante negli ultimi 20 anni che vi propongo della felicità. Abbiamo visto più o meno negli ultimi 20 anni questo: chi vive nelle aree più ricche del mondo tende ad essere meno felice rispetto a 20 anni prima. Aumenta il tasso di insoddisfazione, di ansia. Il tasso di aumento è superiore tuttavia nelle aree più ricche del mondo piuttosto che in quelle meno ricche. È un paradosso, perché proprio nei paesi dove c'è tutto il possibile e anche di più, quindi c'è un accesso ai trattamenti migliori possibili, la gente non sta meglio, sta peggio. E anzi, esperisce più ansia e più depressione che altri che vivono in paesi appunto meno ricchi. Stesso discorso vale anche per il tasso di suicidi e questo veramente è senza precedenti. Anche qui tasso di ansia e depressione maggiore nei paesi più ricchi che in quelli poveri. Ecco, qui morti per respirazione non ne parlo, ma insomma riguarda la situazione statunitense e mette a confronto bianchi non laureati e neri non laureati con la controparte di laureati. Naturalmente la tecnologia e i media, anche lì c'è da una parte il loro essere un rischio perché possono creare dipendenza e in più danno anche accesso a altre sostanze che possono dare dipendenza. Cosa fare a riguardo? Beh, sicuramente il primo intervento è quello di astenerci dalla nostra sostanza d'elezione, la nostra droga d'elezione abbastanza in modo da tornare in qualche modo all'equilibrio. E questo è molto importante come primo passo perché
quando stiamo cercando la dopamina, quando rincorriamo la dopamina, non riusciamo più a vedere la causa e l'effetto perché siamo all'interno del circuito di rinforzo. Però quando ce ne distanziamo invece, ed ecco che chiediamo almeno 4 settimane di astinenza, bene. Dopo le 4 settimane, tipicamente la gente riesce a rimettere tutto in qualche modo in prospettiva, riesce a capire meglio il causa-effetto. Ad esempio il giocatore d'azzardo, no? Magari dopo 4 settimane si riesce a rendere conto di cosa è successo, di come ha sprecato un sacco di denaro che poteva invece destinare all'istruzione dei figli o a qualcos'altro, no? Mi è capitato, ad esempio, di trattare dei giocatori che appunto poi al momento del cosiddetto risveglio, dopo un certo distacco dallo stimolo, hanno preso coscienza di quello che era diventata la loro vita. L'idea appunto è di avere una distanza rispetto allo stimolo in modo da tornare a riapprezzare le cose semplici della vita, diciamo. Perché se ciò è possibile, bene, se non siamo in grado di riapprezzare, siamo in uno stato come dire, di non più abilità a sentire piacere. Comunque, l'astensione può aiutare quantomeno a vedere che c'è una possibilità di sentirsi meglio, di tornare a vivere in un modo decente nel mondo, mentre invece se si è all'interno di un circuito di dipendenza è un continuo circolo vizioso a rimanere all'interno del malessere. Quindi con l'astensione c'è una prima possibilità. È chiaro che non avviene subito, bisogna all'inizio faticare un po', ricordate un po' quell'esempio dell'altalena che facevo, no? I famosi gremlin. I gremlin devono avere del tempo per andarsene e ecco ad esempio che tutti i sintomi della astinenza sono brutti, nel senso che c'è l'irrequietezza, c'è il craving, c'è l'insonnia, c'è l'irrequietezza, c'è tutto quello che serve, la nausea. Sono sintomi riconosciuti, bisogna tener duro e dire che alla fine c'è la possibilità e alla fine di questo periodo sicuramente di non benessere c'è la possibilità di tornare a prendere la propria vita in qualche modo tra le mani. Quindi poi abbiamo anche bisogno di una sorta di mantenimento ed è qui che entra in gioco il concetto dell'autovincolo. Visto che siamo bombardati di stimoli da tutte le parti, dobbiamo crearci una sorta di nostro mondo all'interno di questo mondo sovrastimolato. Bisogna cercare di creare delle barriere. Ad esempio, avevo un paziente che era realmente dipendente dalle informazioni sugli eventi sportivi e per un certo periodo lui davvero ha dovuto smettere di esporsi a qualsiasi notizia di sport di qualsiasi tipo, quindi né ascoltare né leggere né niente. E a quel punto, appunto, tagliando i ponti, creando una barriera, è riuscito a trovarsi questo spazio in qualche modo di sicurezza. Quindi creare una distanza, una barriera che può essere fisica, che può essere metacognitiva. Tempo anche, quindi segmentare i tempi. Io, ad esempio, che avevo una dipendenza dai romanzi d'amore, davvero, ho smesso di utilizzare il Kindle per leggerli. Dopodiché, di nuovo, dobbiamo cercare anche il dolore. Ricordate quell'altalena di dolore e piacere, il fatto che c'erano i gremlin da una parte e dall'altra? Beh, quando premiamo sul lato del dolore, questi gremlin si portano a lato invece del piacere. E quindi in qualche modo se cerco il dolore, quindi uno stimolo al dolore, ottengo a lunga distanza il piacere. È la scienza dell'ormese. Nel momento in cui come dire, nel momento
in qualche modo sentiamo il dolore, percepiamo, proprio per il modo in cui siamo costruiti, abbiamo questa sensazione di danno, e ecco che i neurotrasmettitori che entrano in gioco a livello cerebrale sono altri, sono ad esempio le endorfine o altri, e quindi fa un regolamento verso l'altro. O l'esercizio fisico ad esempio immediatamente è tossico per le cellule, ma nel momento in cui le cellule rispondono fanno una regolazione verso l'altro, una up regulation, e ci fa poi sentire bene nel momento in cui abbiamo fatto esercizio fisico. Ci sono altri sistemi, non so, possono esserci veramente varie cose, dal digiuno intermittente alla preghiera, alla meditazione. Per alcuni questi magari non valgono, ma l'idea è quella di creare una situazione inizialmente di difficoltà che rilasci la dopamina non immediatamente, ma nel lungo periodo. Perché quello che succede, ad esempio, durante l'esercizio fisico, c'è un aumento della dopamina iniziale, poi interrompiamo l'esercizio fisico, c'è un livellamento e poi guardate, torna giù, ma non va al di sotto della linea base. Quindi diciamo che interrompiamo quel ciclo di craving, per cui c'è un momento di intossicazione e un momento di depressione profonda. Ora, si può applicare malamente tutto questo? Certo, perché di nuovo, non so, il dolore autoinflitto può di nuovo essere pericoloso, chiaramente, proprio perché per taluni questa è una fonte di piacere, ma crea un danno tissutale. Noi non stiamo sicuramente dicendo di fare questo, vogliamo una sorta di dolore, ma è il dolore inteso come contrapposto al piacere per riuscire ad avere un piccolo stimolo di dolore che poi induca a sentire il piacere. Ecco, queste sono tutte cose che possono essere fatte proprio per interrompere questo ciclo. Molte di queste cose qui elencate sono normalissime, attività normali che cerchiamo, invitiamo a fare connessi. Perché? Perché nel mondo moderno siamo talmente sempre connessi, sovrastimolati, che diventa veramente difficile. E peraltro mettere un pochino a tacere tutti questi stimoli ci fa bene. Poi c'è un problema di gestione della noia, ad esempio, e di altre emozioni poco piacevoli, ma non c'è altro modo di riconnetterci con noi se non fare esperienza di questa riconnessione, silenziare tutto l'esterno per trovare in qualche modo un contatto con noi stesso. Poi c'è un'abitudine al dolore, ma ad esempio ci sono quelli che, dato l'esercizio fisico che ho suggerito prima, diventano dipendenti da esso. Anche in questo caso, magari cercare di mettere una distanza tra lo stimolo e la reazione. Chiaramente questo non è un problema solo individuale, è un problema sociale. Pensiamo ai nostri ragazzi, ad esempio, che sono esposti all'internet e da sostanze davvero molto potenti che sono facilmente disponibili. Qui, ad esempio, vabbè, nell'immagine vedete un sito porno che in teoria invita chi non ha 18 anni a star fuori, ma fa un po' ridere, no? Quindi ecco perché abbiamo bisogno di una cooperazione tra le famiglie, la comunità, ma anche le istituzioni. E ora si vede che qualcosa inizia in questo senso. Ok, quindi per chiudere ho cercato di parlare di quello che è l'equilibrio o l'altalena, l'abbiamo definita, tra il piacere e il dolore. Chiaramente per ogni piacere paghiamo un prezzo, però appunto c'è il meccanismo del processo opponente e quindi a lungo termine rischiamo, se non interrompiamo il ciclo, di ritrovarci nella parte al di sotto della baseline.
Poi ho parlato del paradosso dell'abbondanza, con l'idea che appunto nel tentativo di inseguire sempre la felicità, il piacere in qualche modo, finiamo per stare peggio. Quindi cosa sono queste varie sostanze che possono creare dipendenza? Qualsiasi cosa, da una sostanza vera e propria a un'abitudine, a un comportamento, l'accesso continuo alle risorse digitali. L'idea è quella di cercare in qualche modo il dolore astenendoci all'inizio. Allora, io qui per voi ho una sfida ed è la sfida del 24 ore senza telefonino. È chiaro che non bastano 24 ore senza cellulare per risettare il tutto, ma magari dimostra quanto siamo dipendenti dal telefonino. Quindi vi invito a non toccare il telefonino né alcun dispositivo digitale per 24 ore. Pianificatelo prima, quindi definite una data, un'ora e invitate anche a non chiamarvi, insomma, avvertite chi di dovere e naturalmente sentirete una sensazione di astinenza, quindi non starete bene inizialmente perché vi ritroverete a cercare il telefonino perché avete bisogno di verificare e controllare chi vi ha chiamato o chi no. Attenzione perché di solito il cervello resiste alla sottrazione, no? Chi ha davvero un problema di dipendenza, nel momento in cui cerca di astenersi, avrà il cervello che gli inizia a elencare tutti i motivi per cui invece dovrebbe continuare a rimanere all'interno della dipendenza. Il cervello è molto potente in questo, quindi resistete. E nel momento in cui il craving sembra avere il sopravvento, cercate il dolore per così dire, quindi andate a fare una passeggiata, non lo so, portate fuori il cane, fate qualsiasi altra cosa di differente. Ecco, quindi quando il digiuno è finito vedrete che vi sentirete meglio. Grazie. Grazie dottoressa Lemke. C'è un applauso qui per lei dalle persone che sono presenti in sala e poi ci sono già dei commenti, dei complimenti e delle domande dalle persone che sono collegate con noi da tutta Italia. Prima però lascio la parola alla dottoressa Sabion, che è qui presente, per un primo stimolo. Prego. Grazie, perché gli stimoli sono stati veramente molti. Un po' perché richiamano dei pensieri che in qualche modo stiamo già facendo in molti servizi. Molto interessante l'idea della bilancia dal mio punto di vista, no? E della serie solo piacere non è salute, solo dolore non è salute. Quindi è proprio l'equilibrio dell'uno e dell'altro che ci permettono di vivere in uno stato di, come dire, salute. Quello che lei ci ha detto, molto stimolante, è che perché il piacere rimanga tale richiede una pausa. Cioè io devo fermarmi dopo un'esperienza piacevole. Se questo non succede, l'evoluzione verso la dipendenza è naturale. E questo è molto interessante perché tantissimi stimoli piacevoli che ci ritroviamo a vivere quotidianamente rischiano veramente quello che lei diceva. Un'altra cosa che, guardi, mi ha reso felice, l'attività, cioè il movimento, come l'attività fisica possa in qualche modo ricondurre quella bilancia, riportarla a livello. E glielo dico anche perché io lavoro, si chiama montagna terapia, ma è l'utilizzo di tutti gli strumenti che la montagna ci offre per raggiungere scopi e obiettivi terapeutico-riabilitativi. E quando lei parlava del dolore che può precedere il piacere, io ho in mente i miei pazienti che camminano fino in cima, non posso tradurre quello che vorrei dire, ma manifestando poca gioia, ma quando sono arrivati in cima riescono a fare di quel dolore che io tradurrei anche in fatica, se lei mi permette,
riescono a farne un ago di piacere, un ago nel senso la bilancia si risposta verso il piacere. Quindi lei mi sta dando veramente molta soddisfazione perché quello che io sto facendo significa che in qualche modo, partendo da intuiti che, come dire, a livello un po' nazionale avevamo, quindi è stata un'ottima. Altro punto e poi, come dire, mi taccio per lasciare spazio alle domande, molto interessante l'aspetto della gestione della noia. Nel senso che io ho la sensazione che dobbiamo permettere a tutti di vivere la noia e di vedere come e con quali strumenti io posso imparare a gestirla. Se io riempio tutto il tempo non sviluppo competenze. Ecco, questi stimoli la ringrazio molto e lascio spazio alle domande perché credo che sia corretto così. Grazie a lei, dottoressa Sabion, poi le daremo nuovamente la parola, però prima volevo leggere alla dottoressa Lemke i complimenti di Silvia che dice: avevo acquistato il suo libro tempo fa, è stupendo, grazie dottoressa. E poi abbiamo due domande, gliele leggo una per volta. La prima è di Sonia che chiede quali sono i segnali che aiutano a riconoscere se il nostro utilizzo eccessivo di social media, smartphone oppure di andare a vedere le mail del computer rappresenta una dipendenza o invece è un semplice interesse o una necessità legata al lavoro. Quindi la domanda è: ci sono delle scale di indicatori che ci dicono se stiamo semplicemente rispondendo a delle necessità operative quotidiane oppure se siamo caduti in una dipendenza? Yeah, so great question. So Domande interessantissime. Allora, diciamo che la dipendenza è un utilizzo compulsivo di una sostanza o di un comportamento per in qualche modo indurre un danno. Chiaramente noi andiamo a vedere i modelli di comportamento, è uno spettro, quindi ci può essere una dipendenza lieve o grave, quindi è un giudizio qualitativo e chiaramente ci sono anche dei margini di disaccordo. Però in termini di cosa andare a vedere come segnali iniziali di dipendenza, abbiamo le 3C. Quindi occupazione, craving e conseguenza e compulsività. Quindi l'idea, che ne so, mi riprometto di leggere solo un capitolo del romanzo d'amore prima di andare a letto e 3 ore dopo sono ancora lì che leggo. No? In quel modo non riesco a moderare quello che sto facendo nonostante il mio intento. E poi una sorta di compulsione a fare, cioè se in gran parte del mio tempo è occupata dalla smania di andare a cercare quella sostanza, quel comportamento. Allora, a volte, come dire, c'è un sistema anche lì di adattamento, di giustificazione, no? Io, ad esempio, con i romanzi d'amore dicevo, beh sì, dai, va bene, insomma, sono una psicoterapeuta, ho bisogno di un momento di tranquillità. Però, appunto, se poi non riesci a controllare il tempo dedicato a quell'altra attività in alcun modo, allora magari è un segnale di pericolo. E poi il fatto di sentirsi male nel momento in cui non si fa una determinata cosa, no? Quindi se per esempio nel caso dei miei romanzi d'amore sono con la mia famiglia ma non mi godo la famiglia perché vorrei piuttosto essere a leggere il mio romanzo e mi fa sentire male non fare quell'attività, ecco, è un altro segnale d'allarme. E poi pensare naturalmente alle conseguenze che un determinato comportamento ha per chi mi sta intorno, per mio marito, mia famiglia, i miei amici, no? A quel punto, nel mio esempio, ho deciso di ridurre la lettura dei romanzi d'amore a poco tempo ogni tanto. Diciamo, altro segnale un po' debole, ma da controllare,
è come dire, l'abitudine a dire bugie. Nel momento in cui si inizia a sviluppare una dipendenza, c'è anche una tendenza a dire bugie. Iniziano a mentire su che cosa hanno fatto, quanto hanno speso, come hanno trascorso una giornata. Hanno la doppia vita, così dire, no? Quindi ci sono a volte persone che riescono veramente a tenere separate due cose, sembrano una determinata personalità, hanno un'altra. Lo stesso dipendente a volte ignora perché non esprime, non dice ad altri quello che sta facendo. Ecco, e abbiamo bisogno invece, come dire, di parlare, di utilizzare la lingua per organizzare anche il nostro pensiero. Mm? Quindi a volte arriva a mentire a se stesso. Quindi non lo so, ecco, dice vado fuori a portare la spazzatura, classico, invece si ritrova ad andare, nel caso del gioco d'azzardo, a giocare alle macchinette o quel che è. Però ecco, il mentire è un altro segnale. E nel suo libro infatti c'è un intero capitolo che parla proprio della sincerità come motore di cambiamento. Però vorrei leggere ancora una domanda di Alessandra e un'altra di Simone che si collegano perché ci chiedono perché è importante concedere spazio al vuoto e non riempire il tempo libero con comportamenti compulsivi, anche come ha detto lei, quelli di leggere romanzi d'amore. E soprattutto come si fa a dare spazio al vuoto? Questa è la domanda di Alessandra. Quella di Simone è simile perché Simone dice quali sono i consigli che lei si sente di dare a una persona che vuole annoiarsi. Yeah, gosh, there are so many. Allora, ci sono molti modi in realtà di fare esperienza di noia. Innanzitutto, semplicemente togliendo alcuni degli stimoli che sono intorno a noi. Quindi, non so, magari evitando, fare, che ne so, riservare un certo momento della giornata per andare fuori, stare fuori all'aperto. Non serve fare esercizio, ma ci sono magari, che ne so, anche pratiche di meditazione, ce ne sono di vari tanti tipi, nel senso che non... Ma insomma, l'idea è quella di riuscire a dire no a una certa quantità di cose per riuscire a avere del tempo proprio per noi senza fare niente, no? E no, perché per la nostra vita moderna, che è continuamente piena di cose programmate, avere un momento in cui non c'è programmazione diventa veramente complicato. E vedo, ad esempio, molti giovani essere veramente sopraffatti dalle tante cose che devono fare, talmente tanto che si paralizzano nel farle. Ecco, quindi tempo per riuscire a dedicare dello spazio ai pensieri, nel fare niente. La cosa interessante nelle neuroscienze è questa, ad esempio, c'è una parte del cervello che viene attivata in risposta allo stimolo esterno ed è di solito la zona corticale prefrontale, la zona anche dell'area grigia. Allora, nel momento in cui si sta riposando, il DMF, è uno stato cerebrale diverso. Nel momento in cui si installa quel senso lì, sostanzialmente c'è un funzionamento diverso del cervello con più aree che vengono attivate. Ed è uno stato fondamentale, ad esempio, per la creatività, no? Perché porta a creare nuove idee, ad avere nuove idee. È una diversa modalità di connessione di le varie aree del cervello. Ecco, e è questo che stiamo perdendo. La gente è talmente in qualche modo sovraesposta agli stimoli, è talmente interessata e intenta a rispondere agli stimoli esterni che non riesce più a essere connessa con se stessa. Grazie dottoressa. C'è un'altra domanda che ci arriva dalle persone che ci seguono da remoto, che è la domanda di Marta, che chiede cosa ne pensa dell'inserimento di supporti digitali nelle scuole fin dai primi anni dei cicli scolastici. Yeah, so this is the same thing in the United States. Capita anche negli Stati Uniti. Le scuole
sono state convinte che quanta più tecnologia introducevano meglio era. Adesso scopriamo naturalmente che i ragazzi non stanno più studiando perché naturalmente chi è che può fare meglio di TikTok, di Netflix? Diciamocelo, l'insegnante può essere più interessante di queste cose? No, ecco perché io, ad esempio, negli Stati Uniti sto veramente cercando negli Stati Uniti di portare in giro questa idea per cui dovrebbero essere vietati i telefonini in classe fino a tutte le superiori. C'è stato molto dibattito, c'è molto dibattito, credo che a livello statale e federale negli Stati Uniti ci possa essere molto che può essere fatto, no? Anche in questo caso non sono talebana in questo, non sto dicendo niente tecnologia, sto semplicemente dicendo che le scuole dovrebbero essere dei luoghi dove si può anche imparare senza necessariamente utilizzare il telefonino. Quindi ci sono delle scuole, peraltro, che stanno anche già sperimentando una riduzione di tecnologia. Di fatto, però, normalmente questo non avviene perché negli Stati Uniti lo vediamo, ci sono delle scuole di elite dove ci sono i ricchi che vanno, che hanno vietato i cellulari e dicono che i ragazzini sono più contenti. E di nuovo le scuole tornano ad essere rumorose perché i ragazzi le riempiono con la loro vitalità. Però sì, è un problema. Grazie dottoressa, a lei e grazie a tutte le persone che ci stanno ponendo delle domande sulle nostre piattaforme social. Sono oltre 150 le persone collegate in questo momento. Però vorrei dare ancora la parola alla dottoressa Sabion per un altro stimolo, per un'altra domanda. Sì, dottoressa, lei è veramente fonte di molti stimoli. Mi ricorda quando lei parlava della noia, no? Della possibilità di non fare niente, come la neuroplasticità ci dica che proprio il momento dell'interiorità è un fattore potenziante. Quindi il fatto di non muoversi ma stare con se stessi, quindi, come dire, non è necessario l'iperattività. A me interessava poter vedere con lei, se è possibile, abbiamo visto come il craving sia il nocciolo della dipendenza, no? Sia proprio il motivo per cui poi, come dire, le ricadute possono avvenire. Alla luce degli studi che sono stati fatti, lei pensa che ci possano essere delle strategie preferenziali per fronteggiarlo o è talmente soggettivo che è necessario che ciascuno trovi la sua? Okay. So I think that craving. Ma io credo che ci siano tante esperienze di craving da parte di tante persone diverse. Bisogna riuscire a capire con i pazienti come loro vivono il craving. Alcuni sentono questo craving, questa smania, ed è soprattutto fisica, no? Corporea. Altri invece è una smania soprattutto cerebrale, mentale, è un pensiero ricorrente, un pensiero fisso. Altri negano di avere craving in assoluto, ma poi quando si va un tantino a indagare, no, in realtà il craving viene in qualche modo manifestato come una narrativa un tantino complicata, un tantino orpellata. E quindi magari si va a vedere come giustifichino un determinato comportamento che provoca dipendenza. Quindi è importante sempre nel dialogo capire che cosa sta succedendo all'individuo. E poi abbiamo anche allora, dobbiamo come dire, stare attenti al ricordo, perché abbiamo un ricordo sempre molto ben fisso in qualche modo, non dei gremlin non li ricordiamo lo stimolo positivo o lo stimolo negativo, ma non i gremlin in qualche modo, no? Della mia altalena. Quindi diciamo che
Dobbiamo con chi soffre di dipendenza insegnare loro a riconoscere appunto i gremlins. È un po'. Ricordiamo inoltre che c'è una sorta di carico cognitivo nel ricordare il piacere che viene dopo il dolore. È la storia del so che dovrei alzarmi dal letto per fare esercizio, non c'ho voglia. So che poi mi sento meglio dopo aver fatto esercizio fisico, ma faccio fatica a ricordarmene, no? Quindi l'idea è questa, cercare di riportare alla memoria, di aiutare a ricordare, a superare quella fatica cognitiva del ricordare che dopo il dolore può venire il piacere. Poi, per quanto riguarda dicevo prima, no? C'è un'autoregolazione, un vincolo che ci si impone. Attenzione, la buona volontà non basta. A volte non basta appunto un'unica azione, sono necessarie più azioni. Nel caso del mio paziente che dipendeva dalle notizie sportive, in realtà oltre al vincolo del non ascoltare c'è anche un non guardare notizie alla TV, non leggerle sui giornali, no? Quindi per esempio, nel caso di persone che sono dipendenti dal sesso, dalla pornografia, dalla masturbazione, chiediamo a quelli che trattiamo di non provocarsi orgasmi per 4 settimane. È chiaro che servono delle barriere a volte fisiche e mezze cognitive. Avevo di nuovo un altro paziente, di nuovo, che dipendeva dallo sport, che aveva come trigger quello di guardare le partite di volleyball. Per me il trigger era vedere, appunto dicevo della mia dipendenza dai romanzi d'amore, vedere in qualche modo un romanzo d'amore. L'idea è cercare veramente di togliere il più possibile gli stimoli, perché altrimenti diventa troppo complicato per il nostro cervello. La barriera passa anche per una rimozione degli stimoli. Grazie dottoressa, abbiamo ancora 2 domande dalle persone che ci seguono da remoto. La prima è di Fabio che chiede: la stimolazione magnetica transcranica è strumento utile per ristabilire il funzionamento dei circuiti dopaminergici? Yeah, so great question. Grande domanda questa. Per chi non lo sapesse, la stimolazione transcranica magnetica in realtà è un dispositivo che utilizza un magnete per aumentare la conduttività elettrica dei neuroni o ridurla. Viene utilizzato per trattare le dipendenze. Se ricordate la prima immagine sulla corteccia prefrontale e l'area molto ricca appunto di ricettori per la dopamina. Allora, nell'utilizzo di questa tecnica di cui si diceva, se la si usa per aumentare la connettività e la si nell'area prefrontale, la se decresce nell'area limbica, può effettivamente aiutare. Negli Stati Uniti questa tecnica è stata autorizzata dall'FDA per il trattamento del tabacismo. Io ho Colin Salmon, che è un collega, che sta testando la tecnica per aiutare nel caso di dipendenza da cannabis e anche nel trattamento della depressione. Come dire, probabilmente non è un trattamento che dura a lungo termine, probabilmente dà un sollievo, una finestra temporale di miglior sensazione di benessere e magari è quello che serve per dare motivazione e decidere di fare un po' di lavoro per mantenere gli effetti e iniziare il recupero.
Quindi la plasticità cerebrale non la manteniamo. Io ho detto prima, massima nei bambini, ma continua il cervello a adattarsi. Anche i neuroni si rihanno da shock che subiscono. Quindi ecco questo. Grazie, e a proposito di bambini abbiamo un'ultima domanda, perché in questi giorni ci siamo rivolti moltissimo agli educatori. Uno degli obiettivi del festival era proprio di parlare a loro, e quindi l'ultima domanda è quella di Maria Teresa, che chiede: vista l'attività cerebrale di un bambino dai 2 ai 6 anni, quanto diventa forte la dipendenza se esposti ai device? Yeah, so I think what we need. Allora, quello che dobbiamo riconoscere è che i dispositivi digitali sono degli strumenti davvero potenti, ma sono anche delle droghe potenti. Quando li utilizziamo come strumenti sono fantastici, però dobbiamo fare attenzione nel momento in cui li utilizziamo come droga o sostanza, soprattutto pensando ai bambini e anche ai ragazzini al di sotto di 13 anni. Secondo me dovrebbero avere un accesso limitato agli schermi. Ad esempio, io raccomando che i bambini non abbiano un cellulare proprio e anche che non utilizzino dei device, dei dispositivi senza supervisione, che invece venga casomai dato loro accesso, che ne so, come ricompensa perché hanno fatto bene a scuola o perché hanno fatto un lavoretto a casa ben fatto, insomma, non sicuramente come intrattenimento. Da adolescenti poi capita quello che capita, è difficile gestirli, però anche lì ci dovrebbe essere una discussione franca rispetto a quello che è un uso sano e un uso non sano. Vi posso dire che la maggioranza dei ragazzini che utilizzano questi dispositivi dicono poi di avere difficoltà a interrompere l'uso e trovano che effettivamente questi dispositivi interferiscano con la loro capacità di invece avere relazioni altre. Quindi sì, può sviluppare una forma di dipendenza, magari non davvero grave, però è risaputa questa cosa. Tra i più giovani c'è una certa consapevolezza e riportano di avere difficoltà a interrompere l'uso dei dispositivi. Di questa popolazione totale direi che però sono solo tra il 5 e il 6% che sviluppano una dipendenza forte, ovvero ragazzini che hanno una difficoltà veramente a gestire gli altri ambiti della loro vita, dal sonno al. Ecco, sono un 5% e è più o meno quello che capita anche con le altre sostanze, quindi gli alcolisti, ad esempio, molti di quelli che bevono naturalmente alcol non diventano alcolisti, è solo un 5% che ha iniziato a, come dire, bere e non riesce a fermarsi. Stessa cosa per altre droghe, insomma, siamo fino a un massimo di un 15%, tra il 5 e il 15%, quella è la percentuale che vediamo per le varie sostanze. Quindi c'è una sottopopolazione di ragazzini che magari si sviluppa dei sintomi di dipendenza forti. Altri hanno magari dei, come dire, sintomi, ma molto lievi e quindi magari hanno un utilizzo che può sembrare una dipendenza, ma riescono tranquillamente a interrompere, poi magari c'è un andirivieni tra il momento in cui sono più attirati da quella cosa. Stessa cosa, ad esempio, pensate, non lo so, con il cibo, no? C'è anche gente che dipende dal cibo, che ha questo andirivieni rispetto a un determinato cibo, magari dolci. Bene, grazie. Questa era l'ultima domanda che il nostro pubblico le ha rivolto. Noi la ringraziamo veramente tantissimo per essersi collegata con noi, per aver dato il suo contributo molto prezioso alla nostra settimana di prevenzione del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze comportamentali. Veramente
Grazie, un grazie molto sentito alla dottoressa Anna Lemke che si è collegata con noi dall'Università di Stanford in California. Grazie dottoressa. Thank you so much. It was my pleasure and my honor. Bye bye. Grazie mille. Grazie, piacere mio. Benissimo. Allora, un ringraziamento molto sentito anche alla dottoressa Sabion che è stata qui con noi, graditissima ospite. Ricordo a tutte le persone che ci seguono da tutta Italia, grazie alla diretta Facebook e dal canale YouTube, che questa sera ci sarà l'ultimo incontro del Festival Cambio Gioco, perché sarà qui con noi in presenza della Sala della Carità il professor Pier Giorgio Odifreddi per un appuntamento dal titolo Il gioco dell'intelletto tra logica e fortuna. Quindi vi invitiamo ad essere con noi per chiudere in bellezza il festival. Ancora una volta vi ricordo il sito che è www.cambiogiocoul6.it. Ul6 Eugania di Padova vi ringrazia e vi aspetta per l'ultimo appuntamento questa sera. Buona continuazione di giornata.